sono Veronica Nicoli, sono l'amministratore unico della Prince Art. La Prince Art è una società che si occupa di collezionismo di opere d'arte a livello internazionale, con particolare riguardo per l'arte contemporanea, e di editoria di pregio. Questa sera ho il piacere di presentare nel Salone Carlo V del Maschio Angioino Alex Caminiti con i suoi punti di rottura. Buonasera, sono Alex Caminiti, l'artista che ha costruito questa mostra e sono veramente onorato di essere qui nelle sale del Maschio Angioino, nella specifica nella sala Carlo V. Niente, queste opere parlano un po' di me, del mio percorso. Io li chiamo punti di rottura perché comunque rappresentano un po' quello che noi viviamo con i nostri amori, le nostre passioni, le nostre drammaticità di tutti i giorni. Non sono un critico d'arte, quindi sta a voi venire a vedere le opere dal 4 al 29 ottobre. Ringrazio tutti, ringrazio il presidente della Prince Art che mi ha dato questa occasione. Niente, spero che questa collaborazione duri a lungo e che possiamo andare anche nell'internazionale, dove poter far vedere quello che la Prince Art può fare perché ha delle grosse potenzialità. Grazie ancora, da Alex Caminiti. Buonasera, sono il presidente della Prince Art Armando Principe. Stasera stiamo presentando Alex Caminiti al Maschio Angioino, dopo che ha fatto il giro del mondo con queste opere bellissime. Lui è un informale che a livello internazionale ha esposto queste opere sia al Louvre, a Pechino in Cina, e le ha esposte nel New Jersey in USA. Facendo questo percorso lo abbiamo portato a Napoli, perché queste opere devono ritornare a casa nostra. Dato che noi ci occupiamo di investimenti nel mondo dell'arte, vi posso dire che Caminiti a livello internazionale è molto quotato. Gli facciamo fare battute all'asta, dove lui già è quotato con la Meeting Art, ha battuto recentemente anche con la Christie's un'opera a $25.000, e quindi vi posso dire che Caminiti è un futuro che durerà a lungo. Quindi noi abbiamo puntato su di lui perché farà crescere il mondo dell'arte come deve crescere. Io vi auguro una buona serata, anche perché con Caminiti la buona serata è questa.